Sindaco Cacciatore, si va avanti all'oltranza, avete detto, ma come se ne esce? Ma se ne esce dando risposte certe, dando risposte celeri, non parlando in politichese. Questo non è il momento né delle campagne elettorali né d'altro. Gli agricoltori hanno bisogno di risposte concrete, di risposte serie e di risposte immediate. Non possiamo parlare di eccellenze agroalimentari, non possiamo parlare di DOP, di IGP e poi buttare al macero quelle che sono le nostre eccellenze del territorio. Oggi non è una battaglia dei comuni di Bivona o anziché di Ribera, è una battaglia di territorio o se devi dire una battaglia di civiltà. Sindaco Ruvolo, agricoltori in sofferenza, ma dalla regione ci sono aperture, qual è la situazione? Ma in realtà è da 4 mesi che facciamo incontri, tavoli tecnici, vertici istituzionali, conferenze di servizi a livello regionale con l'autorità di bacino, con la cabina di regia per la crisi, audizioni in Commissione Agricoltura e Attività Produttive. Abbiamo presentato una piattaforma rivendicativa con le richieste, le proposte che vengono dal mondo agricolo almeno 3 mesi fa. Ad oggi nessuna risposta. Abbiamo chiesto infine, l'ultimo nostro incontro a Palermo in assessorato al Dipartimento delle Acque con l'assessore Di Maro, il direttore e la direttrice Barresi, di aver assegnato le quote dalla diga Castello, le quote d'acqua per uso irriguo, perché la diga ad oggi ha 9 milioni di metri cubi d'acqua, 2 milioni e 100 sono stati destinati al potabile, ne restano 7 milioni. Noi chiediamo di averne almeno 3 milioni per garantire 2 irrigazioni di soccorso al nostro comprensorio, altrimenti oltre a compromettere il frutto, la produzione, la prossima produzione, rischiamo di far morire gli impianti. Questo non ce lo possiamo consentire, questo la politica regionale, quella che conta, non lo può consentire, perché significa mandare in fumo i sacrifici di 40 anni, 50 anni di imprenditori agricoli che hanno raggiunto risultati eccezionali con l'arancia DOP di Ribera, in questo territorio con la pesca IGP. E tanti sacrifici che hanno visto impegnati anche giovani che si sono dedicati all'agricoltura. Significherebbe far morire un settore economico che è il settore trainante del nostro territorio e delle nostre comunità. Noi chiediamo con forza che vengano assegnati dalla politica, al di là dei pareri tecnici che ci sono e che dicono che la soglia di salvaguardia deve mantenersi a 5 milioni, così come è stato nel passato, negli anni 90, ai primi anni 2000, la soglia di salvaguardia deve ridursi a 2 milioni e mezzo, 3 milioni. Ciò significherebbe di avere a disposizione per uso irriguo almeno 2 milioni e mezzo, 3 milioni di metri cubi d'acqua. Consentirebbe di garantire 2 irrigazioni di soccorso che salverebbero gli impianti e gli agrumeti del comprensorio del Riberese. Questo lo chiediamo con forza, non ci fermeremo, la gente è dalla nostra parte, noi siamo accanto a loro e insieme a loro fin quando non si otterrà questo risultato. Dopodiché tutto il resto. Sindaco Cinà, manifestazione è riuscita? Assolutamente sì, la preoccupazione è tanta. Oggi hanno partecipato tanti agricoltori, non solo di Bivona ma anche del comprensorio, tanti cittadini di Bivona. Noi viviamo in comuni che sono aree interne, siamo già penalizzati dalla distanza con gli ospedali, da una viabilità che è da terzo mondo, non possiamo morire pure per la mancanza, diciamo, dell'unica economia che c'è nella nostra comunità, che è quella che deriva dalla vendita della pesca a Bivona. Quindi noi chiediamo immediatamente al governo regionale di attivarsi e di dare immediatamente risposte per cominciare le irrigazioni. Se questo non dovesse avvenire noi perderemmo produzione e piante e non ce lo possiamo permettere. Daremo la possibilità a tutti i nostri figli di partire per il nord, perché non avremo un'economia in grado di poter sostenere questa comunità. Quindi noi chiediamo al governo regionale di attivarsi immediatamente, a dare risposte subito per partire immediatamente con l'irrigazione e col consorzio di bonifica. Il problema dell'acqua però persiste da diverso tempo, mancano gli impianti anche. Assolutamente sì, è sconvolgente vedere che ci sono progetti del 90, del 2002 che non sono mai stati portati a bordo. Chiediamo anche questo, una pianificazione sui progetti. Noi siamo in uno stato di emergenza in questo momento dichiarato dal governo nazionale, quindi ci sono le possibilità per poter fare le deroghe, per avere le risorse e si deve
si devono attivare immediatamente per venire incontro alla siccità che può essere duratura negli anni.